2016, dove evidentemente i budget sono da ricostituire e c'è possibilità di andare a chiedere un aiuto a qualcuno. Quello che volevo dire è proprio questo. La società in questo momento, dal punto di vista finanziario, ha dei problemi molto seri. I soci anche ieri sera sono reintervenuti, altri lo faranno nei prossimi giorni, c'è l'impegno di rifarlo comunque nei giro di 2 mesi. Voglio essere molto chiaro, i soci da soli non ce la possono fare, nel modo più assoluto. Primo perché c'è stato uno sforzo molto importante l'anno scorso, poi perché lo stiamo facendo adesso e poi perché anche noi abbiamo ovviamente le vostre stesse identiche necessità, che sono fatte di famiglia e di lavoro. È bello sì impegnarsi a 360 gradi, è bello dare dei segnali seri che la società vuole a tutti i costi sistemare i conti, ma da sola non ce la può fare, quindi abbiamo bisogno di tutte le persone che amano la pallacanestro, che siano enti dai quali ci aspettiamo comunque un segnale, che siano nuovi investitori dai quali ci aspettiamo dei segnali, e anche da parte dello stesso staff tecnico, di questo poi ne parleremo tra qualche minuto con Maurizio Giannelli. Vedete, adesso non voglio metterla sul drastico, però signori, non è che la pallacanestro è esattamente il concetto su una famosa fabbrica italiana che evito di citare, che si diceva una volta che socializzava le perdite e privatizzava gli utili. Qui è esattamente il contrario, noi socializziamo gli eventuali successi positivi, ma privatizziamo in assoluto gli oneri finanziari, e ben capite che 5 o 6 di noi con tutta la buona volontà non ce la possono